il nostro regista Francesco si vede che è uno che ha la radio dentro, che la fa anche lui da una vita, che parla, perché quando esce di qua praticamente va avanti a parlare tutto il giorno, sta zitto, perché è una delle cose più frustranti, vi devo dire, fare il regista, stare zitti quando vedi l'altro che parla. Appena esce di qua, questo comincia a parlare, parla, come se veramente dovesse sfogare tutto quello che ha dentro. Ho sentito Sammy Varin per 4 ore, adesso parlo io. Diventi pazzo. No, ma lo sentite parlare, se girate per la giuro che lo sentite parlare da qualche parte, ma parla. Buongiorno da Sammy Varin. Certo non è un buongiorno, ve lo dico subito, perché sta cosa delle gemelle Kessler che si sono suicidate e ci ha colpito molto e penso che gran parte di questa trasmissione debba essere giustamente dedicata a voi, al vostro pensiero su questo fronte, ma ci arriviamo pian piano. Intanto partiamo da zero, come al solito. Mio padre dice: guarda, i primi 10 minuti io giro sugli altri canali perché so che tanto spari cazzate. Grazie papà, sempre molto gentile e raffinato, ma i primi minuti servono per dire chi siamo, cosa vogliamo, e dirvi buongiorno, e state pucciando il biscotto, e date una mano a Radio Libertà. Frinfron, i soldi. Eccolo qua, il sito di Radio Libertà, ragazzi. Chi ci guarda in radiovisione, siamo su Facebook, su YouTube, siamo in diretta sulla app di Radio Libertà. Se cliccate su canali viene fuori anche il televisore, ma sul sito di Radio Libertà ci sono tutte le notizie che ci buttiamo dentro ogni giorno, con i commenti di questo, di quell'altro, con i giornali visti da Sammy Varin. Guarda la selezione che faccio io ogni giorno, faccio poi una selezione della selezione e scelgo le notizie che secondo me non potete non sapere. E allora la ministra pakistana, ragazzi, contro gli immigrati, cioè è un mondo all'incontrario. L'allarme di Adinolfi, se andiamo avanti così, il woke tornerà a vincere. Ma insomma, ci sono notizie che non vi aspettate sul sito radiolibertà.net, tanto che a un certo punto c'è la tendina e potete cliccare su Dona ora. Che cosa vuol dire dona ora? Vuol dire che siete gli ascoltatori privilegiati, che potete darci una mano, che potete, se credete nella nostra libertà e nella vostra libertà, sovvenzionare Radio Libertà con un piccolo obolo. Fate la carità. Bastano 5 euro, signori, dico sempre io. Poi chiaro, se sono 10, se sono 50, come si fa? Cliccate dona ora e poi scegliete se avete una carta di credito, fate velocissimo, altrimenti la prima volta che andate in posta vi segnate il numero del conto corrente postale 37671294. Adesso che arriva il Natale, la 13esima, la 14esima, tutte queste cose belle, e se vi avanzano 10 euro, cosa c'è di meglio che sostenere l'informazione indipendente di una radio che magari ascoltate da sempre perché avete il papà, il nonno super leghista, voi magari sì, votate Lega, però insomma aspetta che oggi vi do buone notizie. Oggi arrivano buone notizie sul fronte autonomia, bada ben. C'è il dolce amaro, no? È un po' il gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Sì, quello era un'altra roba comunque. Poi, vabbè, ci torniamo. Avete capito? Mi raccomando, conto su di voi, non solo un panettone per i nostri registi che si alzano alle 6 del mattino per venire qua a lavorare, ma anche qualcosa di più. Un sostegno economico per la redazione di Radio Libertà, che ci servirà magari per comprare un computer nuovo quando inserisci la password 10 volte e non ti caga, o magari sono robe che succedono, o magari per avere un nuovo generatore, visto che qui va via la corrente spesso, vi trasmettiamo dall'Africa meridionale, e non si sa perché qui zona Afori ogni tanto va via la corrente, sai,
se va via per pochi minuti le batterie tengono, se va via per mezz'ora si spegne tutto quanto e non si riaccende più. Piccole cose che si possono migliorare grazie al vostro aiuto natalizio. Grazie. Sta dicendo qualcosa? L'ho sentito che sta parlando. Stai dicendo qualcosa? Parlava con la fidanzata o il fidanzato, scusano. Telemarketing molesto. Da domani stop alle chiamate. Io che li facevo sempre le telefonate a Francesco. Pronto, salve, buongiorno. E dai, da domani mi beccano. Stop alle chiamate con finti numeri di cellulare. Godo. Come funziona il filtro? Godi. Intanto da domani non possiamo più fare gli scherzetti. Cocchio, come mi ricordo. Posso dirvi una cosa personale? No, come al solito poi. Ma sì, sono ancora nei 10 minuti che mio padre non mi ascolta. Quando lavoravo, ero a Radio Italia anni 60, mi divertivo come un pazzo. Il 1 aprile, il giorno degli scherzi, lì si facevano richieste musicali, un po' come adesso Birichina, dalla mattina alla sera sempre, ma suonava il telefono all'impazzata. Quando lavoravo a Radio Italia anni 60 il 1 aprile mi divertivo come un pazzo a rispondere al telefono, perché ai tempi rispondavamo noi, eravamo noi che inserivamo le richieste direttamente in computer con l'ascoltatore che richiedeva la canzone. Rispondevo nei modi più diversi, tipo onoranze funebri, e te ti immagini l'ascoltatore che si trova. Sì, buongiorno, ha bisogno di una bara, mi dica prego. L'ascoltatore che tremebondo riagganciava, oppure rispondeva macelleria da Giovanni, sempre il 1 aprile, no? Per tutta la giornata facevo così. Sì, ogni tanto qualche richiesta musicale la prendevo, però guarda, ancora adesso ci sono ascoltatori che mi chiamano dicendo: Sammy, mi hai fatto venire una paura quando hai risposto onoranze funebri. Siamo in argomento? Sì, perché tra poco parliamo di morte. Prima però per uno nella vita non te ne puoi stare a dormire, Sammy Varini, in questi giorni. Che giorno è? È il 18, tra poco anche Natale. Dai, l'avete fatto l'albero? A me rompono le palle i bambini che vogliono già fare l'albero. E ci sono i gatti lì che mi guardano come per dire: dai, fallo se hai coraggio. Bene. Guardavo se è successo qualcosa di importante nella notte. La cosa forse più importante è che l'ONU ha approvato il piano su Gaza, il piano statunitense su Gaza. Astensioni decisive di Russia e Cina si sono astenute, quindi forse qualche cosa si muove. Poi il fango che ha travolto il Friuli, ci sono stati 2 morti tra le macerie, recuperato anche il corpo dell'anziana. Così su Repubblica, andando sul Corriere, in apertura ci sono le gemelle Kessler, la villetta vicino a Monaco e le voci sulla depressione di Ellen, gli ultimi giorni delle gemelle, 2 donne in una. Allora, chiaramente ne parliamo dicendo erano 2 gemelle, c'è questa cosa dei gemelli sentono le stesse cose, hanno delle premonizioni, c'è questa che non si sa se sia una diceria o una cosa vera. Fatto sta che vivendo sempre insieme, non si erano neanche sposate e hanno deciso anche di morire insieme, e questa è la grande domanda che ritorna proprio lì, impestata su tutti i quotidiani. Che facciamo quando siamo stufi di vivere? Decidiamo noi di morire? Punto di domanda. E questa è la prima domanda che vi faccio, perché effettivamente, cari ascoltatori, la nostra rassegna stampa, un po' scherzosa, un po' fuori dal normale, perché non sono capace di fare una rassegna stampa seria, avendo 50 anni quasi di radio, ne ho piene le scatole, ne ho fatte tutte le possibilità. Ho fatto il serio, ho fatto l'allegro, ho fatto il drammatico, ho doppiato e adesso faccio una rassegna stampa così, che comunque è diventato un format, e so che anche colleghi di altre radio girano su Radio Libertà proprio per sentire il Sammy Varin, e vi ringrazio. Inviatemi un whatsappino al 340 6709 659 per dirmi a caldo la prima sensazione che avete avuto quando avete sentito che le gemelle Kessler erano morte.
340 6709 659. A me ha fatto impressione subito dopo la notizia il fatto che era arrivata la polizia e quindi poteva voler dire tutto. Poteva esserci stato un omicidio duplice, un suicidio l'un l'altro. Poi dopo poco è saltato fuori che era stato un suicidio assistito. Qual è stata la vostra emozione? 340 6709 659, perché l'argomento su tutti, dico tutti i giornali, è proprio questo. Libero apre questa mattina con l'eutanasia delle Kessler, la chiama eutanasia e attenzione, anche qua c'è differenza, eutanasia, suicidio assistito, c'è una sottile ma corposa differenza. Le gemelle più famose della televisione italiana si tolgono la vita insieme, avevano scelto da tempo giorno e ora della morte. Alice ed Ellen Kessler, 89 anni, quindi una bella età, però ragazzi non era un'età in cui uno deve decidere basta, la faccio finita eccetera, e si può andare avanti tranquillamente. Nate in Germania Est, si sono trasferite in Italia nel 1961, nell'86 erano tornate a vivere vicino a Monaco di Baviera, sempre insieme. Ed eccolo il dibattito, siamo in prima pagina su Libero, è il dibattito con Corrado Ocone che scrive: il suicidio è negazione di libertà? Con Mario Secchi, direttore responsabile di Libero, che dice invece no, libertà è scegliere fino alla fine. Allora, c'entra molto il termine libertà e guarda caso noi ci chiamiamo Radio Libertà, esistiamo ancora con le pezze al culo in qualche modo, ma ecco, noi non lo facciamo il suicidio assistito e neppure l'eutanasia, vogliamo continuare a vivere, ma chiaro, abbiamo bisogno delle vostre idee, abbiamo bisogno del vostro apporto, del vostro entusiasmo, anche quello di inviare un messaggio adesso al 340 6709 659 per dire come la pensate mentre state guidando, vi fermate un attimino, mentre state facendo colazione e lasciano lì il latte che scotta, mi scrivete per dire a caldo qual è stata la vostra impressione. Tutti noi che abbiamo più di 40, 50, 60 anni conosciamo benissimo le gemelle Kessler, i ragazzetti forse le vedranno su TikTok prossimamente, non so neanche se TikTok mostrerà queste cose, perché nonostante fossero le gambe più famose, le gambe più belle, non erano volgari, a differenza invece di come ci si deve mettere oggi. C'è ormai anche differenza di stampo. Diteci la vostra, intanto questa è la prima pagina di Libero che però subito sotto comincia a celebrare l'Italia. L'Europa celebra i conti pubblici italiani. Dopo infinite risse, il nostro paese verso l'uscita dalla procedura di infrazione. Attenzione, è una buona, anzi ottima notizia, ma ancora di più per noi leghisti, e perdonatemi se vi infilo dentro, ma so che molti di voi non sono leghisti, ma sul fronte autonomia sacra, uniti sì ma all'interno delle differenze e delle responsabilità, senza che nessuno voglia fare il furbo. Qui c'è qualcuno che ancora oggi vuole fare il furbo e promette determinate cose. Bene, autonomia, signore e signori, a sorpresa. E lo vedevo Calderoli che girava qua in Bellerio in questi giorni, e quando arriva il ministro Calderoli sta per accadere qualcosa, bada ben, autonomia, ora si parte, a sinistra scatta la rivolta, scrive oggi sul Libero Alessandro Gonzato, quindi ci sono buone, anzi ottime notizie. C'è anche quella meno buona, ma ce l'aspettavamo, signori. È arrivato un secondo stop al ponte sullo Stretto, altra mazzata al ponte dalla Corte dei Conti. Cosa c'è questa volta che non funziona? Lo scopriamo tra poco. Siamo sul Libero
E senti, io ci rimarrei sul Libero a questo punto, perché è quello che sintetizza un po' meglio tutto quanto. Vi dico subito che sui giornaloni importanti tipo Corriere, Repubblica, Stampa, il Corriere forse arriva a 6 paginoni dedicati alle gemelle Kessler. Qui per fortuna siamo un attimino più stringati. Eutanasia delle Kessler, l'inchiesta, le reazioni, la carriera, l'ultima drastica volontà di due dive. Addio alle gemelle Kessler, dopo una vita in simbiosi hanno scelto anche di andarsene insieme. Alice ed Ellen, 89 anni, morte nella loro casa vicino a Monaco di Baviera, il farmaco per il suicidio assistito portato dal medico a domicilio, come da legge tedesca. Il testamento: metteteci nella stessa urna con nostra madre. Il nostro desiderio è andarcene insieme lo stesso giorno. L'idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare. Lo ripetevano sempre con il sorriso, come se per loro fosse naturale, anzi inevitabile, dopo una vita e una carriera in simbiosi. Alice ed Ellen e Alice erano un duo, le gemelle Kessler, ma si sentivano una persona unica e anche adesso, a 89 anni, abitavano in Germania, in 2 appartamenti speculari e comunicanti a Grunwald, vicino Monaco di Baviera, arredati allo stesso modo perché abbiamo un gusto molto simile. Proprio lì in quella casa, la polizia della capitale bavarese, che ha avviato un'indagine per capire l'esatta dinamica, ma esclude l'omicidio e il coinvolgimento di terze persone, ieri verso le 12 li ha trovate morte, entrambe. Per uscire definitivamente di scena hanno scelto il suicidio assistito, come avevano annunciato più volte in passato. Se una di noi si dovesse ridurre in stato vegetativo, spiegarono, per esempio al settimanale Chi, l'altra le staccherà la spina. In Italia fa scalpore? Abbiamo detto le stesse cose 6 mesi fa in Germania, in un talk show ad Amburgo, e non è successo niente. Da voi sono argomenti sensibili, evidentemente. Nel caso dovesse capitare un incidente a entrambe, invece, abbiamo fatto un testamento biologico. E ancora un'altra volta Ellen aveva raccontato che qualora una delle due avesse avuto la demenza senile, si sarebbero suicidate entrambe, perché non credo di poter sopravvivere senza mia sorella. Qua mi fermo, ma l'articolo di Alessandro Dell'Orto prosegue sul quotidiano Libero. E certo, penso a voi, cari ascoltatori, vi ho conosciuto in tantissimi, nelle tante Pontida, nei tanti eventi con la Lega, ma anche qui direttamente negli studi di Milano, in via Bellerio. Lo sapete, siamo l'unica radio dove si entra, basta citofonare radio e noi vi apriamo, prendiamo un caffè insieme e si parla del più o del meno. Penso a molti di voi che sono rimasti colpiti perché qualcuno in famiglia se n'è andato e perché state ascoltando questa radio perché l'ascoltava vostro marito o vostra moglie, e proseguite ad ascoltarci perché credete anche voi nella Lega, nell'autonomia, in quel guerriero con lo spadone che è forza quotidiana per ognuno di noi. È come se quello spadone ogni tanto ci punzecchiasse, ci dicesse no, non si molla, si va avanti anche quest'oggi, con un sorriso. E penso veramente a cosa pensate in questo momento. È per questo che vi sto sollecitando a scrivermi, approfittando di avere un microfono, una cosa fantastica che molte persone normali vorrebbero avere, ma io ve lo do in mano il microfono. Se venite qua a Milano in via Bellerio oggi, vi tiro dentro in trasmissione tranquillamente. Intanto scrivetemi al 340-6709-659, solo WhatsApp e niente SMS, se no Ranucci lo sapete come fa, ci pubblica tutto quanto. Ditemi qual è il vostro pensiero riguardo questa morte, questo suicidio assistito, perché qualcosa mi dice che questa morte riaccenderà e di brutto il dibattito. Già sulla Stampa oggi c'è un paginone riguardo questo, sulla dolce morte, sul suicidio assistito, sull'eutanasia, che sono due robe diverse. Stiamo a pagina 2 e vediamo naturalmente le reazioni a questa decisione controversa. Scelta lucida? No, la vita è sacra.
I VIP si dividono. Allora, noi dei VIP non ce ne fotte assolutamente niente, però ci sono dei personaggi che conosciamo forse meglio dei nostri parenti, a furia di averli visti in televisione. La Zanicchi sconvolta, la Venier, un triste epilogo, il ministro Schillaci, questa è materia per il Parlamento. E effettivamente di questo bisognerebbe trattare, anche perché come al solito siamo gli ultimi, siamo un po' gli imbecilloni della famiglia noi italiani. Ricordiamo che in Germania, dove le Kessler hanno detto addio alla vita, chiunque può optare per il suicidio assistito a patto che ci sia consapevolezza e la scelta non sia frutto di una crisi psichiatrica. Decisione presa da poco più di 1.000 persone nel 2024. Nel resto d'Europa tale decisione, così come l'eutanasia, è legale in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna e Portogallo, mentre in Danimarca, Svezia e Norvegia è tollerata in assenza di una legge specifica. Che ne pensate voi? Lo fareste? Punto di domanda. Lo so che non è un argomento simpatico a quest'ora, ma forse perché proprio è quest'ora che abbiamo il cervello un po' più libero e possiamo per un attimo lasciarci andare a questa meditazione. 340670969. Intanto che mi scrivete, io tra 10 minuti comincio a leggere i vostri WhatsApp e andiamo a pagina 6 di Libero. Perché? Perché c'è stato un secondo stop dei giudici al ponte sullo Stretto e chiaramente il fronte del no gongola. A meno di un mese dal mancato visto della delibera del CIPES arrivano nuovi rilievi dalla Corte dei Conti. Salvini ha detto nessuna sorpresa, siamo determinati ad andare avanti. È inevitabile conseguenza del primo stop della Corte, in poche parole ce lo aspettavamo. Schlein tifa contro l'opera e ricordiamolo, questi di sinistra ragazzi, insieme a molti loro amici magistrati, tifano contro il nostro paese, parlano male nel mondo del nostro paese ed è veramente una grandissima tristezza, ma soprattutto il fatto che si tifi contro un'opera del genere così importante, così che dà fiducia a questo paese, che unisce questo paese, cioè è l'esatto contrario di quello che oggi già cominciano a raccontare, visto che si parte con l'autonomia, l'avete capito? No, adesso ve lo dico, e l'autonomia non significa la secessione. Vi facciamo pure il ponte per farvelo capire, ragazzi miei, mentre negli anni 80 e 90 col cacchio che vi facevamo il ponte, perché avevamo in mente la secessione come ultima possibilità per salvare questa Italia e serviva anche forse per far parlare questa Italia, la politica italiana, di quello che voleva portare avanti la Lega, di federalismo, di autonomia, di macro regioni. L'avevamo sparata grossa la secessione, certo, per far capire che basta, così non si poteva andare avanti, era troppo un magna magna. Adesso invece ne torniamo a parlarne. Fatto sta, pagina 6, secondo stop dei giudici al ponte sullo Stretto e avremo modo certamente di parlare anche di questo. L'autonomia. Cioè, c'è un motivo per cui oggi sono venuto qui a fare rassegna stampa, mi sono svegliato alle 5, ho dato da mangiare ai gatti, ho pulito la pipì che la gora, pensate, c'ho un gatto nero che ha quasi 20 anni e giustamente il pannolone non glielo si può mettere, anzi se avete qualche idea di come fare e purtroppo ogni tanto fa la pipì in giro. Ho fatto tutte queste cosettine e poi sono qua. C'è un motivo? Sì, perché parte l'autonomia. Le prime firme sulle preintese, scrive oggi Libero a pagina 7. Autonomia, oggi si parte e a sinistra scatta la rivolta. Calderoli incontra Zaia e Fontana. Domani tocca a Piemonte e Liguria. PD e 5 Stelle comici dicono voto di scambio, come se in Veneto servisse, perché in Veneto, ricordiamo, in questo weekend, signori belli, si vota
in Veneto, si vota in Campania, si vota in Puglia. Se avete parenti e amici, un whatsappino per dire uè, sveglia, tira sul culo dal divano e va a votare. E vota Lega, che è l'unica speranza per questo paese, l'unica che ha coraggio di dire le cose. Poi è chiaro che gli altri decidono perché siamo in squadra, ma c'è qualcuno che non ha votato Lega alle ultime elezioni. Qualcuno di voi, sto parlando anche di qualcuno di voi, cari ascoltatori. È chiaro che se non hai un buon numero di voti, la maggioranza poi decide per altre cose. Certo, rimane lì sul tavolo la tua proposta, puoi rompere le palle, puoi dire me ne vado e poi se te ne vai davvero entra qualcuno al posto tuo. Luca Zaia, con questa storica riforma prende avvio concretamente un percorso di rinnovamento per tutto il paese. Il centro-sinistra si era opposto al referendum, così scrive oggi Alessandro Gonzato sul quotidiano Libero. E allora leggiamone qualche riga. Eh sì, ragazzi, che cos'è il genio? Per la sinistra le preintese sull'autonomia differenziata sono un voto di scambio. E in effetti per vincere in Veneto più 30%, gli ultimi sondaggi, cioè siamo avanti del 30%, quindi per vincere in Veneto ha bisogno dell'aiutino, cioè la sinistra, no, la destra dice ha bisogno di un aiutino per vincere in Veneto, non penso proprio. PD 5 Stelle, AVS e Soci non sono dei geni. Oggi Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali, sarà a Venezia alle 11 di questa mattina, a Milano alle 17 per la firma. Capite che c'è un motivo per vivere anche questa giornata? Niente suicidio assistito per oggi, mi raccomando. Domani in Piemonte e in Liguria si firma anche lì queste preintese. Ognuna delle singole preintese impegna il governo e la rispettiva regione a concludere i negoziati già avviati con l'obiettivo di raggiungere l'accordo sulle prime 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Il Ministero sottolinea che per questi ambiti non è prevista la definizione dei LEP, quindi sono extra LEP, questi famosi livelli essenziali di prestazione, ossia la soglia minima sotto cui non possono scendere determinati servizi, questi LEP che vanno visti per tutta l'Italia e bisogna sistemarli, non ci sono ancora o se ci sono non sono aggiornati. Siamo a una giornata storica, ha dichiarato Luca Zaia. Con questo atto concreto si avvia l'iter per andare direttamente all'intesa definitiva e in Parlamento per l'approvazione. Il documento, sottolinea il governatore uscente del Veneto, Zaia è comunque candidato consigliere, ricordiamolo, in tutte le province del Veneto, riguarda materie fondamentali e stiamo parlando di un percorso nato in Veneto, giuridicamente a giugno 2014, con l'approvazione in Consiglio regionale della legge referendaria, legge che è stata impugnata dal governo di centrosinistra e ci ha costretto a portare avanti per un anno una battaglia davanti alla Corte Costituzionale. Nel 2015, ricorda Zaia, la Corte ha dato ragione a noi e grazie a quella sentenza abbiamo potuto celebrare un referendum, lo abbiamo fatto anche qua in Italia, nella nostra Italia, la Lombardia, che ha portato a votare 2.328.000 veneti. Con questa storica riforma, conclude il governatore veneto, prende avvio concretamente un processo di rinnovamento di tutto il paese. Il PD allora al governo per quel referendum mandò il conto da pagare al Veneto, oltre 2 milioni, di cui 1.700.000 per lavoro straordinario e 200.000 come indennità per l'ordine pubblico. Lasciamo stare. È un momento figlio di 30 anni di battaglie, dice il vice premier Matteo Salvini, da Venezia al Po, al Monviso, a Bossi e Maroni. Non è la fine di un percorso, quello dei prossimi giorni sarà un passaggio importante perché mai Venezia e Roma si erano incontrate per firmare dei temi concreti e reali. Venezia e Roma si incontrano
per firmare l'autonomia. E questa volta non è quella di Roma, che è una notizia, è una notizia. E allora se vi sto invogliando a restare vivi, a non praticare il suicidio assistito almeno per quest'oggi, inviate un WhatsApp al 3406709 raccontandomi di che umore siete. Io mi fermo perché c'è la canzone indipendente della pianista Eleonora Del Grosso. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccola la meditazione musicale delle 8, ogni mezz'ora mandiamo un artista indipendente sconosciuto e a volte troviamo veramente dei piccoli tesori, come in questo caso. Questa è First Dream per Eleonora Del Grosso. Lei è pianista, didatta, scrittrice e compositrice di genere contemporaneo, laureata in pianoforte al Conservatorio di Scienza e in filosofia della società. Wow! E niente male, di questi tempi è importante, a Ca' Foscari, specializzata in stili afroamericani e improvvisazione pianistica. Brava Eleonora Del Grosso, la trovate facilmente su YouTube. Il buongiorno rinnovato, mentre andava Eleonora io condividevo, certo, perché questa trasmissione, salutiamo la popolazione di Facebook, di YouTube, la trovate su tutti i social. Socialmente quello della Lega è il più potente, Lega Salvini Premier, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, più di 1 milione di follower. Buongiorno da Sammy Varin, certo, ma buongiorno anche a chi ci segue in auto con la Radio DAB in tutta Italia, il segnale di Radio Libertà è perfetto, o chi ha scaricato l'applicazione sul proprio cellulare e ci porta qua e là in giro per la casa. Chiaro che se state lavorando, la soluzione migliore è aprire il sito radiolibertà.net e così facendo ci tenete in background, volume basso se il vostro è un lavoro serio, e ascoltate cosa dice il Sammy Varinerio. Sto per leggere i vostri WhatsApp e vi ringrazio. Quando vi chiamo a raccolta mi rispondete, guarda che spatasciata di WhatsApp, al 340 6709 659. Sì, tra le tante cose parliamo anche di suicidio assistito, una cosa molto allegra e spensierata, però giustamente piombata quest'oggi nella nostra vita, e magari a qualcuno gli viene anche mezza idea. Allegria! Per fortuna c'è Pierluigi che scrive: grazie a Sammy Varin ci ascoltiamo la rassegna stampa di Radio Libertà tutte le mattine, minimo, sabato e domenica non ci sono. Buon lavoro Sammy e grazie per tenerci compagnia, sempre un onore Pierluigi, lo sai, se dopo tutti questi anni sono ancora qui a parlare al microfono, perché uno nella vita può anche decidere di fare altre cose. Molti miei colleghi hanno fatto dei lavori più seri, anche più remunerativi, beh, un motivo ci sarà. Ma Sammy, c'è un piano al Quirinale per fermare la Meloni? Per un probabile secondo mandato? Sì, ne parliamo tra poco. E poi i nostri alleati sono impegnati a dimostrare che siamo più corrotti noi dell'Ucraina e che dobbiamo aiutarla ancora e ancora? Ma stra ragione Salvini, sempre politicamente ostacolato. Tra poco lo vediamo. Ciao Sammy, il secondo stop al ponte non è una brutta notizia, scrive qualcuno. Libertà o omologazione al mainstream? Per me come cristiano praticante la vita è un dono di Dio ogni giorno e non spetta a me decidere di toglierla, ma a lui, scrive Marco da Milano. Voi che ne pensate, ragazzi? Ragazzi, sto parlando di chi ha 60, 70, 80, 90 anni, ma anche di chi ne ha 20 di anni, è importantissimo. 340 6709 659. Oggi parliamo di cose allegre e spensierate, ma è il caso di farlo, visto che ci chiamiamo Radio Libertà, riusciamo ancora a poterlo fare. Posso scegliere, prendendomene le responsabilità, di dedicare questa rassegna stampa solo ai vostri messaggi, o se volessi io potrei aprire le telefonate in diretta anche in questo momento. Ve lo dico subito, è il bello di avere una radio e il bello del nostro editore che ci dice: ci fidiamo di voi, fate la radio perché voi siete la radio. E questa è una roba che da altre parti non si può fare. Sammy, buongiorno, ma scusami un attimo, ma anche voi vi perdete su raccontare la vita di corte delle gemelle? Sti cognomi talmudici con la E finale hanno rotto. Io vivo con la signora Maria, Ada, Giuseppina, che partecipano con entusiasmo ancora alla vita a 85-90 anni. Vaffanculo la morte assistita, il Dada Umpa e Don Lurio, scrive Mattia da Padova, che è un altro esempio, di come ci sia comunque voglia di vivere, nonostante la malattia, le sfighe, eccetera. Però si va avanti, ci si aggrappa
al desiderio di vita, al desiderio di conoscere, anche se in questo tempo lo capiamo, a volte non è più il nostro, dalle cose che accadono, le cose che si scrivono dai giovani e di oggi, però forse possiamo ancora dire la nostra, sai, la possiamo dire a figli, a nipoti, pronipoti, la possiamo dire in una radio, come capita in questo momento a chi ci scrive al 340 6709 659 e lasciare una vostra impronta. Buongiorno Sammy, ma credete che queste due gemelle potevano non morire insieme dopo una vita vissuta in simbiosi? Hanno fatto bene, se questo era il loro volere, saluti da Enzo. Grande Sammy, oggi hai toccato il cuore dei tuoi ascoltatori. Grazie Carlo, ti ringrazio, ma sono parole troppo importanti per me. Buongiorno Sammy, sono rimasta stupita dalla notizia, non ne sapevo nulla da tempo di queste due grandi artiste, non so se erano ammalate o meno. E anche quello, E anche quello, sono voci che una delle due avesse depressione, ma anche quello non sappiamo, non è stato diramato che cosa avessero. Lo scopriremo probabilmente nei prossimi giorni, così come nelle prime ore sapevamo solo che erano state trovate morte entrambe. La notizia ancora non era uscita. L'eutanasia è una scelta importante e personale, ma soprattutto molto molto triste. Le Kessler dalla vita hanno avuto apparentemente tutto, erano felici, però erano sempre sole e apparentemente senza affetti. È vero, non si erano sposate, anche questo, sai, la simbiosi probabilmente aveva assunto un livello preoccupante e nessuno aveva fatto nulla. D'altronde parliamo sempre di libertà. Non so cosa passa per il cervello in quei momenti per decidere un atto così estremo. Una prece per loro. Olvia da Olgiate Olona. Grazie Olvia e salutiamo perché ci stanno ascoltando molte persone che hanno un gemello o una gemella o che avevano un gemello o una gemella, ma hanno scelto di andare avanti ugualmente. Non so perché bloccano il ponte, non hanno bloccato il 110%. Buona giornata e avanti con il federalismo. Arriva. Vorrei dire a chi non vota più Lega, pensateci bene. Ora c'è un'occasione speciale per tornare a tifare Lega, Lega, Lega. Brava Mary, e continuate a scrivere al 340 6709 659. Sì, oggi vi rompo le palline davvero, perdonatemi, ma anche voi che non mi scrivete, e ce n'è qualcuno che lo sta facendo e vi ringrazio perché mi fate un regalo splendido. Chi ha il coraggio di dire ok, dico anch'io la mia, non ho mai scritto a una radio, cacchiolina, oggi lo faccio. 340 6709 659. Memorizzate questo numero sul vostro cellulare, solo WhatsApp, niente SMS che Ranucci ce li pubblica, ok? Solo WhatsApp su qualunque argomento, sicuramente quello del suicidio assistito o dell'eutanasia, che sono due cose diverse, è l'argomento del giorno e non è un argomento allegro, però è un argomento che ci deve spronare a dire la nostra e ad andare avanti ugualmente, anche se a volte si ha voglia di morire, lo si può dire, c'è una famosa canzone, voglia di morire, poi in questi casi erano pene d'amore, l'amore, poi ti vengono altre voglie, certo, magari quelle più positive, se ne parla di meno. Dai che mi rituffo sui quotidiani, signori, certo, perché sono come al solito in ritardo. Siamo sul quotidiano Libero, vi dicevo, oggi Libero è uno di quello che parla tanto di autonomia e visto che si parte è il caso di parlarne, ma parla anche di brutta cronaca e qui c'è solo un riquadretto, ma la cosa è grave. Nel distretto della moda cinese, ma oggigiorno, perché voi dove andate a comprare le cose? Ma andiamo tutti quanti nei supermercati cinesi. Bleh, mi viene da vomitare, ma ci vado anch'io con mia figlia Tabata perché a volte devi comprare l'ombrettino, devi comprare il vestitino veloce, eccetera, oppure ordini da Shein, It's a Shame,
come si chiama? Non l'ho ancora capito. Sì, quei posti che fanno lavorare i bambini. Io lo sto dicendo, io lo dico tutti i giorni, ragazzi miei. Da noi Amazon arriva praticamente almeno un giorno sì, un giorno no. E se non passa, passa lo stesso chiedendomi: ma state bene? Come mai oggi non vi porto niente? Sto scherzando. A Prato i cinesi aggrediscono operai e poliziotti. Eh? Un lunedì mattina, ore 11:30, un gruppo di cinesi si scatena fuori dal capannone del consorzio Euroingro, dove lavorano diverse aziende del Dragone attive nel settore dell'abbigliamento. Ad andare di traverso ai cinesi è la manifestazione pacifica organizzata da lavoratori pakistani e altri extracomunitari per fare il punto sull'avvertenza del consorzio. Vogliono vedersi riconoscere il contratto di lavoro da imprese della filiera dell'abbigliamento. Non appena la polizia si schiera per difendere gli operai riuniti sotto un gazebo, i proprietari delle ditte partono all'attacco. A testa bassa, 2 poliziotti della Digos riporteranno lesioni e finiranno all'ospedale. E meno male che qualcuno si ribella ogni tanto, con questi cinesi, che ormai sono diventati i nostri capi, signori. Gli vogliamo bene, assolutamente, però forse è il caso di tenerli un po' d'occhio? Che ne pensate? 340 6709 659. Ditemi la verità. Quante volte alla settimana andate dai cinesi? Vergogna, eh? Lo faccio anch'io, te l'ho detto, è una mea culpa. Pagina 21 di Libero. Una buona notizia, anche se sono soltanto 100 euro, ragazzi. Non mi viene neanche voglia. 100 euro. Oggi scatta il click day, c'è gente che si è puntata alla sveglia. Oggi è il giorno del bonus elettrodomestici. Come ottenerlo e a cosa da diritto? Il contributo del governo per sostituire apparecchi obsoleti. Da questa mattina si può fare richiesta sull'app Io o sul sito dedicato, si accede con lo SPID, col CIE, copre fino al 30% del prezzo con un massimo di 100 euro a famiglia, 200 se siete poveri con l'ISEE sotto i 25.000 euro. Ogni famiglia quindi può ottenere un solo voucher. Chi presenta troppo tardi la domanda finisce in lista d'attesa e chissà, al momento dell'acquisto il bonus va mostrato al venditore che applicherà lo sconto in fattura o scontrino. Quindi se questa mattina non avete niente da fare, mentre sentite Sammy Varin, provate con la carta d'identità, lo SPID, quei giochini che poi la password e devo andare di qua, devo andare di là. Una roba che io divento scemo, però ti fanno 100 euro di sconto se hai il forno che non funziona più, come succede a me, e lo puoi cambiare, puoi comprare un altro forno. Non è che se non funziona il mio vecchio forno e compro un frigorifero, no, devi chiaramente un forno di quelli super nuovi che consumano meno. Come fa un forno a consumare meno? Consuma meno. 100 euro, buttali via, però sai, un forno penso che costichi abbastanza. Quanto costa un forno? Francesco, quanto costa un forno? 300 euro, bene, lo compro. È già un bel sconto, 100 euro è qualcosa, però bisogna avere... Cosa dici? È un terzo, appunto, esatto, può valerne la pena. Se avete tempo libero, io la farei questa prova, comunque non costa niente, è chiaro che devi giocare con Speed e CIE, con l'app Io e richiedere questo bonus elettrodomestici, d'accordo? D'accordo. Nella posta prioritaria di Libero, interessante anche questo argomento, lo sapete, non mi soffermo più di tanto sugli argomentoni, ma vado a tolgo le pulci, spulciare. Non è colpa degli islamici se le chiese chiudono. Nella posta di Fausto Carioti oggi sul Libero. Le profezie di Oriana Fallaci si stanno avverando. Leggo della vicenda del Tempio degli Olandesi a Livorno, luogo di culto dei protestanti, che il comune di sinistra si è rifiutato di acquistare per €1 e che ora rischia di essere preso dalla comunità islamica, pronta a farne una moschea. Fa impressione pensare che un luogo cristiano possa passare ai musulmani, ma credo sia giusto farci qualche domanda. Quanti fedeli lo frequentano ancora? Siamo disposti a investire per conservare edifici religiosi che non usiamo più? E chi dovrebbe pagare?
A Bergamo una chiesa dei Cappuccini è destinata a finire la comunità islamica dopo una battaglia legale che la regione ha perso. Anche qui, più che un furto, mi sembra l'effetto di un vuoto. Meno vocazioni, meno praticanti, meno risorse. Non intendo giustificare nessuno, vorrei solo capire se stiamo assistendo a uno scippo culturale o se è il nostro menefreghismo a rendere possibile tutto questo. Questa è l'email di Alessandro Mantovani e c'è la risposta certamente di Fausto Carioti che vi invito a leggere oggi sul quotidiano Libero o se volete anche in questo momento scrivetemi la vostra risposta al 340 6709 659. Oggi ce l'abbiamo molto duro politicamente, devo dire. Stiamo rendendo, lo so, me ne accorgo dai vostri WhatsApp che stanno arrivando a frotte. Poi ci sentiamo anche dalle 11 a mezzogiorno, avremo un artista in studio e magari anche con lei cercheremo di parlare di questo argomento allegro, l'eutanasia e la morte assistita. Uahaha! E allora vi porto su Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che apre invece con una bella frase: creare comunità. Ad Assisi è aperta l'assemblea dei vescovi sulle conclusioni del cammino sinodale, giovedì con il Papa, il cardinale Zuppi che invita a essere chiesa per tutti. Tutti, attenzione, impegno per la pace, l'Europa unita e contro gli abusi, la cristianità data per naturale è finita, ma questo non ci spaventa. Scendo più in basso, sintetizza abbastanza bene oggi, per quello ve lo leggo a venire. Cosa sta succedendo? L'asse tra Mattarella e Meloni per assicurare aiuti a Kiev. Il via libera dal Consiglio di Difesa nonostante i dubbi della Lega. Noi della Lega abbiamo dubbi, gli altri per gli altri è soltanto un magna magna, un spendi, già. A rientro da Berlino, dove in un discorso al Bundestag ha denunciato i novelli dottor Stranamore, il Presidente della Repubblica Mattarella convoca al Quirinale Consiglio Supremo di Difesa, una riunione con la Premier Meloni e i principali ministri durata 3 ore, concluso con un comunicato stampa in cui si conferma il pieno sostegno all'Ucraina, sostegno che passa, si scrive esplicitamente, anche dal varo del 12° pacchetto di aiuti militari, negli ultimi giorni messo in dubbio dalla Lega per via dei casi di corruzione in Ucraina. Il Consiglio invita anche a utilizzare gli strumenti NATO, tra i quali rientrano gli acquisti di armi USA da destinare all'Ucraina. A tema durante il Consiglio anche Gaza, Libano, Libia e Sudan. Focus sulle minacce ibride, le interferenze democratiche. Il delicato incontro istituzionale arriva alla vigilia di un vertice a 3 senza l'Italia, a porte chiuse, ospitato a Berlino, tra Germania, Francia e Gran Bretagna. Intanto Macron riceve Zelensky, siglato un ricco protocollo per la vendita di caccia e missili. Si va verso la guerra. Giro quotidiano? Assolutamente sì. Perché? Perché vi porto ad esempio sul quotidiano Il Corriere, che è quello forse più ricco dell'argomento suicidio assistito, anche se non siamo ancora comunque allo psicologo, eccetera, eccetera. E si parla, ad esempio, Aldo Cazzullo, unite fino all'ultima scena, vite da romanzo. E quindi siamo a ricordare che cosa sono state le gemelle Kessler, la scelta di morire assieme, lo shock, il dolore, una foto veramente gigantesca, le gambe che fecero scandalo, scrive Aldo Grasso, la TV e il costume. Ma di spalla c'è l'altro argomento del giorno, l'Italia con Kiev. Pieno sostegno, armi il piano UE. Von der Leyen dice servono 135 miliardi. Qualcuno se lo chiede poi, ma poi tutti questi soldi ce li ridanno indietro? Cioè, cosa ci guadagniamo? Ma Sammy, ma
questo sei egoista, veramente, non vuoi dare i tuoi soldi all'Ucraina. E vabbè, ogni tanto si fanno qualche eccesso d'oro, signor. La corruzione c'è sempre stata da quelle parti. Sammy Varin, che ne pensate? 340 6709 659. Andremo tutti all'inferno, oltre che per il suicidio assistito, anche perché pensiamo che sia caso di finirla con questi soldi dati per l'Ucraina? Gaza sia la bozza USA, e questa è una buona notizia. Zelensky da Macron, accordo per 100 jet. La frana sulle case nel Goriziano, travolto mentre aiuta una donna. Spazzato dal maltempo, il Friuli Venezia Giulia con una frana che nella notte tra domenica e lunedì ha travolto un gruppo di case a Brazzano di Cormons nel Goriziano. Tragico il bilancio, un uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo la vicina, poi trovata senza vita, oltre 300 gli sfollati, allagamenti in Liguria con decine di interventi dei vigili del fuoco e danni in Toscana. La crescita rallenta ma cala il deficit, l'Europa taglia le stime, PIL di Roma allo 0,4, ok? Quindi dipende da giornale a giornale. Chi parla della crescita che rallenta ma non scrive che cala il deficit, chi scrive che cala il deficit ma non scrive che la crescita rallenta. E il Corriere una volta tanto le scrive tutte e due, ciapala lì. Nuovo stop sul ponte della Corte dei Conti, bocciata la convenzione con la società, non sanno più a cosa attaccarsi. Poi giro le pagine, signori, ed è tutto un suicidio assistito delle gemelle Kessler. Eredità in beneficenza, questa è una cosa bellissima, ma d'altronde non avevano parenti. La scelta di morire insieme nella casa in Baviera, il mistero sulla data del 17 novembre. Questa è soltanto la prima pagina. Poi all'interno la villetta a Monaco, voci sulla depressione, gli ultimi giorni di due donne in una, gli alloggi collegati, i ricordi e le abitudini. E in taglio basso si spulciano anche le regole negli altri paesi. Ad esempio in Francia le crisi dell'esecutivo ritardano la bozza, ma adesso arriva il voto in Senato. Prevede che possa accedervi nel suicidio chi rientri in 5 criteri, tra questi una malattia incurabile in stadio almeno avanzato, la capacità di decidere, la maggiore età, potrà somministrarsi da solo o con aiuti un farmaco scelto da medici nel luogo che desidera, purché non pubblico. Almeno quello. Nel Regno Unito si discute un testo per il fine vita, ma i Lord resistono. In Spagna il governo Sanchez permette l'eutanasia, si può obiettare. In Svizzera, pensate, da 75 anni è lecito aiutare i terminali, anche gli stranieri. La Svizzera permette, abbiamo visto quanti italiani vanno a morire lì, dal 41 a persone non mediche che non abbiano interessi alla morte del soggetto interessato né parentele, di aiutare i malati terminali che lo desiderino a morire. Vale anche per i non cittadini, e nella Confederazione c'è un dibattito sull'opportunità di consentire questo turismo del suicidio. Anche per alcuni casi di depressione è stato consentito l'aiuto a morire. In Italia ricorderete il caso di DJ Fabo e le leggi regionali, Toscana e Sardegna, ti fanno il suicidio. Sì, eutanasia e suicidio assistito non sono leciti in Italia. Il suicidio assistito si può richiedere da sentenza sul caso di J. Fabo, Corte Costituzionale 242 del 2019. La persona che lo chiede deve essere incurabile, capace di intendere, sopravvivere solo grazie a cure di sostegno. La domanda va fatta all'ASL e poi valutata da un comitato etico. Solo Toscana e Sardegna hanno leggi regionali che lo permettono. Ok, ho fatto abbastanza pubblicità al suicidio. Oh, bene. Alice ed Ellen, scelta che divide, il dilemma di una legge. Schillaci, decida il Parlamento. Giovanna Cavalli fa un giro di pensieri tra i VIP dello spettacolo. Malgioglio, non mi sento di giudicarle. Zanicchi,
ma la vita è sacra, e fatto sta che effettivamente il Parlamento dovrà pur prendere una decisione. L'ultima intervista, vorremmo morire lo stesso giorno, l'intervista in cui immaginarono la fine, le parole al Corriere nel 2024 in occasione dell'80° compleanno, oggi a pagina 5 del Corriere. Poi avevano un dispiacere, fare Brexit in Germania e da noi solo il Dada Umpa. Le gambe da 1,5 metri che cambiarono la nostra TV. Erano libere, sexy e provocanti. La Rai corse subito ai ripari velandole con rassicuranti calze nere, 100 denari. Ma il miracolo tedesco, come vennero presto chiamate, si era ormai definitivamente compiuto. Così sul quotidiano Il Corriere, che poi ritorna indietro naturalmente dal debutto al Giardino d'inverno, al boom con Mina e Raffaella Carrà. Le due gemelle sfidarono la morale austera dei primi anni 60 con bravura, leggerezza ed eleganza. Simona Izzo, in questo caso è anche il suo caso, non potrei sopravvivere a mia sorella eterozigote. Capisco profondamente il gesto delle gemelle Kessler. Il rapporto tra due sorelle gemelle è talmente empatico che supera quello della madre. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice sul Tirreno, maltempo diffuso al centro-sud. Nelle prossime ore il tempo andrà migliorando al nord, mentre al centro-sud avremo una spiccata instabilità con rovesci e temporali un po' ovunque. Vento di boa in rinforzo. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni anche temporalesche al sud e sul medio Adriatico, soleggiato al nord, temperature in calo sensibile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba. Poi permettetemi, a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ecco, ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, è sempre un piacere essere con voi, grazie al grande amico Sammy e amici tutti voi, io vi ringrazio di essere con voi. Amica Eccelso, la mia canzone che, insomma, è molto bella, mi piace molto, perlomeno a me chiaramente, ma riguarda un amico, un grande amico, Celso Valli, che è recentemente scomparso, non senza concerta emozione, lo ricordo, e un certo dolore certamente accompagna, però sapendo che la musica fa risorgere, la musica porta gioia, la musica porta unione, e spero che arrivi a tutti voi. Ciao, Massimo Franchini, psicologo cantautore. Sotto il cielo di stelle spente ho perso un amico, un cuore sincero, un'anima brillante tra le ombre, un raggio di luce, un sorriso vero. Ci siamo cercati nel mare di vita, tu in attesa, io in un cammino incerto, un compagno nelle risate e nel pianto. Ciò che rimane ora è un silenzio aperto. E la sofferenza ha aperto le porte alla comprensione, a ciò che è profondo. Perdere è un dono che insegna a crescere. Nelle onde di speranza trovo il mio mondo. Aspettare è un atto di pura pazienza, dove chi vive dà e non cercar mai. Esistere per mostrarsi è l'essenza. Nell'abbraccio del tempo troverò i miei. Nell'ardore di questa vita infuocata ho scoperto la forza di chi resta. La cattiveria si assoppisce e svanisce quando l'amore illumina la festa. Ho abbracciato le mie paure, la verità con ogni passo mi vedo avvolare. Se la vita è un mare, io voglio navigare senza timori, solo attraccare. E la sofferenza ha aperto le porte alla comprensione, a ciò che è profondo. Perdere è un dono che insegna a crescere. Nelle onde di speranza trovo il mio mondo. Aspettare è un atto di pura pazienza, dove chi vive dà e non cercar mai. Esistere per mostrarsi è l'essenza. Nell'abbraccio del tempo troverò i miei. Per vivere impariamo a dare nel cerchio della vita, senza rimpiangere ciò che eravamo. Ora un solco profondo, per ogni cuore un seme da fiorire nel mondo. E fai presto a dire che è facile ritrovarsi a ridere dopo una tempesta. E non hai capito, il messaggio di questa vita è l'arte di donare. Nei sorrisi sincero ritrovo il vero amore. Ma che carina questa canzone del dottor Massimo Franchini. Sì, perché lui è psicologo, psicoterapeuta e canta Amico Eccelso, ricordando un amico, e la musica, lo ricordiamo, è forse il più bel veicolo comunicativo, universale, ma serve anche per convogliare il pensiero di tante persone. In questo caso Massimo Franchini, il suo lavoro di professionista psicologo, tanta gente ha incontrato nel suo lavoro e tanti pensieri sono stati riportati nelle sue canzoni. Amico Eccelso di Massimo Franchini, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza nella nostra rassegna stampa. Così come ringrazio tutti voi ragazzi, siete sbalorditivi, in tantissimi mi state scrivendo al 34067096659 per dire la vostra sugli argomenti del giorno, in primis l'allegra eutanasia, la morte assistita, il suicidio assistito
assistito, che facciamo? Ci uccidiamo oppure no? Tante malattie, tanti dolorini e tanti pensieri, a volte veramente brutti e tristi. Ma questa vita vale ancora la pena di essere vissuta? 340-6709-659. Guarda che la mia non è istigazione al suicidio, è che semplicemente sui giornali oggi salta fuori questa idea. Lo hanno fatto le gemelle Kessler, lo possiamo fare anche noi? Ma scusate, c'è corruzione dileganti a Kiev e avete deciso di continuare a foraggiare il tossico Zelensky. Ma state bene, mollate questa destra. In effetti gli unici dubbi erano quelli della Lega e ce la tiriamo per avere questi dubbi. Il problema è siete voi. In molti di voi non c'è stato il voto della Lega. Avete scelto Fratelli d'Italia o Forza Italia. Non vorrei tornare sull'argomento. Caro Semmi, la longevità è la vera rivolta fiscale. Interessante meditazione. Volete la morte assistita? Vaccinatevi, e l'ho detto, ci mancava il gomblottista Novax. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Ciao Sammy, sono Walter. Ciao. Io ritengo che le parole di Gesù siano fondamentali. Chi sono io per giudicare? L'unico che può giudicare è mio padre. Ecco, io non giudico nessuno, punto, basta. Però molte volte le persone dicono no, bisogna, e poi tu entri in una casa di riposo, come faccio io abitualmente, e vedi delle povere persone su un letto, incoscienti, che sono alimentate con la cannetta, che sono lì, che non stanno facendo nulla. Nessun parente va a trovarla. Magari poi quel parente è quello che ti manda il messaggio così la vita è sacra. Ecco, sai, giudicare è facile, quindi meglio non farlo. Ciao. E quindi forse caso per caso, aiutatemi, vi prego, aiutatemi, perché abbiamo davanti agli occhi tanti esempi sicuramente di parenti o amici della fine triste che hanno fatto. Si potrebbe cambiare? Qual è il cambiamento che vorreste? 340-6709-659. Mi scuso con tutti voi veramente, e se oggi sfioro questo argomento non bello, ma è quella meditazione che ci porta oggi ogni pagina dei giornali. Roberto da Monza, l'eutanasia è un brutto argomento, andrebbe normato con leggi ad hoc per evitare abusi. Mi dispiace per le gemelle Kessler, mi sono sempre piaciute, purtroppo ci restano le gemelle K di Garlasco, che non conosco, mi andrò a informare. Anche nella Venezia Giulia sono morte 2 persone, ma siccome non è eutanasia, non sono nelle prime pagine dei giornali. Bravo Luigi. Forno, dai 700 euro in su, scrive questo. Oh, cacchiolina! E quindi ti fa lo sconto solo di 100 euro, ne vale la pena. Oggi c'è il click day, bonus elettrodomestici. Odio i click day, schiavi che si mettono in coda per l'elemosina. Odio l'ISEE, se hai risparmi a una casa tua non ti danno assistenza, ma la sanno la danno a chi non dichiara nulla né paga le tasse. Merda, Silvio è incacchiato nero. Mi rituffo sui giornali, signori, perché tra poco c'è il Qui Parlamento, sono sul Corriere e il paginone per il ponte di Messina. Convenzione bocciata. Altro stop della Corte dei Conti. Salvini, resto determinato. La decisione sul contratto tra Stato e concessionaria, naturalmente opposizioni all'attacco, e nel paginone viene rievocato tutto quanto, il via libera nel 2023 con il governo Meloni che approva un decreto per la ripresa della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, di cui si discute da decenni. La prima frenata il 6 agosto 2025, quando viene approvato il progetto definitivo con delibera del CIPES, ma il 29 ottobre la Corte dei Conti nega il visto di legittimità all'opera. E poi ieri la Corte dei Conti ha negato anche il visto al contratto tra lo Stato e la concessionaria che dovrebbe gestire il ponte sullo Stretto. Se vi stavano simpatici certi giudici o magistrati, adesso forse un po' meno.
cosa avevano stabilito i giudici nel precedente no al progetto e perché è cruciale il loro visto. Ecco, le domande e risposte sul Corriere, le posizioni della società e le possibili scelte del governo. Naturalmente dobbiamo aspettare le motivazioni che saranno rese pubbliche nei prossimi 30 giorni. Domande e risposte oggi sul quotidiano Il Corriere, che per fortuna, ragazzi, in questa valle di lacrime ed eutanasia ci porta a pagina 23 a qualcosa che ci piace di più. La Lega spinge, e c'è il sì di Meloni, autonomia, le prime intese al nord. Oggi la firma in Veneto, poi il comizio del centrodestra, Salvini frena su Zaia alla Camera. Era già tutto pronto da giorni, disegnata la roadmap e fissati gli appuntamenti in corsa contro il tempo, visto l'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale di domenica e lunedì in Veneto, Puglia e Campania, ma mancava via libera di Giorgia Meloni. All'ora di pranzo, sul tavolo del ministro Roberto Calderoli, è arrivata una lettera autografa della Premier con l'ok alla firma delle preintese sulle 4 materie non LEP, livelli essenziali delle prestazioni richieste da Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Non solo mi ha autorizzato a firmare, racconta il ministro leghista Calderoli, ma la Presidente si è anche complimentata per il lavoro di paziente cucitura e concertazione con tutti i soggetti coinvolti, altro che contrasti. Qui Parlamento. E parleremo di autonomia. Te l'ho detto, in questa valle di lacrime per fortuna qualcosa di buono si muove, una Lega ben presente che si fa sentire, anche se, come vi dicevo, su molti argomenti, signori, potremmo essere più incisivi, ma qualcuno di voi, e io vi guardo dall'altoparlante della radio, qualcuno di voi negli ultimi anni ha deciso di non votare Lega, e quindi le cose non sono così semplici e veloci come si vorrebbe. Fatemi salutare l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, buongiorno. Buongiorno Sammy, è sempre un piacere essere sulle onde libere di Radio Libertà. Un abbraccio e un buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie per regalarci qualche minuto, Presidente delle politiche della Commissione Politiche UE, e certamente su tutti i giornali la polemica sui fondi per l'Ucraina. In molti, anche i nostri ascoltatori, si sono fatti avanti dicendo cavolo, la Lega è l'unica che ha avuto qualche dubbio su questo fronte, e poi com'è finita? Partiamo proprio su questo. Dove stava questa polemica? Su cosa si basava? E alla fine chi ha vinto? Alessandro. Allora, questa polemica si basa sul fatto che sono uscite queste notizie insomma da fonti attendibili direttamente dall'Ucraina, di un sistema fortemente corrotto, di un sistema con una sorta di Tangentopoli ucraina, quindi mazzette dagli oligarchi il sistema della leadership ucraina, e in tutto questo ovviamente c'entrano ai noi fondi che l'Unione Europea, insomma i nostri paesi, l'Occidente, l'Italia, gli Stati Uniti hanno elargito in questi anni all'Ucraina. Io devo dire, questa cosa mi ha particolarmente toccato, particolarmente scioccato. Allora, non che non vi fossero dei sospetti su quel governo, quel paese, quel sistema economico, insomma già prima della guerra sapevamo che non era esattamente il paese più facile del mondo, ecco, da questo punto di vista, il paese più lindo e pulito del mondo da questo punto di vista. Pensavamo che con lo scoppio di questa guerra, una sorta insomma di
di orgoglio nazionale, poi trattandosi anche di fondi che arrivano, ecco, non ci immaginavamo i bagni d'oro che abbiamo visto. Allora, perché mi ha particolarmente scioccato? Mi ha particolarmente scioccato perché io, attraverso il mio ruolo di presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, come giustamente dicevi tu, Sammy, ho la possibilità di interfacciarmi in riunioni internazionali o comunque di sentire discorsi dal vivo di parlamentari ucraini, perché loro escono dal loro paese, i parlamentari escono dal loro paese, partecipano a questi importanti meeting, e ascolto questa narrazione di questo popolo che combatte in modo fiero. Di sicuro c'è di sicuro parte di questa narrazione, non metto in dubbio che sia vero. Tuttavia io, vedi, Sammy, sul mio territorio collaboro anche con una associazione della provincia di Torino, del canadese, il segmento nord della provincia di Torino, che manda aiuti, no? Ma aiuti non armi, aiuti reali, cioè pacchi di pasta, aiuti umanitari, che porta bambini in ospedali. Adesso abbiamo questa operazione di questa ragazzina malata di tumore alla gola, sono andati a prenderla quasi sul fronte, e questi non sono ovviamente improvvisati, sono in contatto con le nostre ambasciate, insomma, danno una mano. Quindi io ho la possibilità, ovviamente non tutti i giorni, però di tanto in tanto di parlare anche con i civili, con qualche sindaco, con amministratori, con chi gestisce anche gli orfanotrofi, con persone di tutti i giorni, con persone che raccontano onestamente una realtà diversa rispetto a quella che invece mi raccontano i parlamentari ucraini quando li incontro in questi meeting in giro per l'Europa, e mi raccontano un paese che non ce la fa più, cioè non ce la fa più di combattere proprio dal punto di vista umano, cioè vorrebbero arrivare a una pace che sia una pace duratura, che sia un qualcosa di stabilito, cioè loro sono pronti a sedersi al tavolo e a trattare, e quello che manifestano è quasi come se fossero ostaggio come popolazione civile di un governo, di una classe politica che invece vuole continuare a tutti i costi questa guerra, quindi arruolamenti forzati, e questo lo sapevamo, ma con metodologie anche abbastanza brusche. A questa associazione è capitato di dover riaccompagnare di corsa il papà, stiamo parlando di una persona di 50-55 anni, di questa ragazzina malata di tumore che sta per essere curata in Italia grazie a questa operazione di solidarietà, di riaccompagnarlo in Ucraina perché deve andare al fronte, no? E quindi anche senza guardare a queste situazioni familiari, e questa cosa qua sinceramente mi ha toccato, perché un popolo che si è prestato così tanto, gli hanno detto di combattere, oggi con tutta onestà vorrebbero arrivare a una pace, costi quel che costi, anche dal punto di vista territoriale, cedere le zone russofone, insomma vorrebbero arrivare alla pace come popolo, però continuano a essere mandati al fronte a combattere, ecco. E questo mi ha un po' inquietato, soprattutto poi quando ho visto questa situazione di questi scandali, di queste tangenti, perché verrebbe veramente da prendere questi parlamentari, questa elite politica di quel paese, e dirgli basta, però, cioè nel senso c'è addirittura il presidente degli Stati Uniti che sta spingendo per farvi fare
la pace con la Russia, adesso sedetevi al tavolo e parlate, perché la vostra popolazione non ce la fa più. Io spero che dopo questo scandalo, insomma, tutte queste fotografie che abbiamo visto, eccetera, eccetera, spero che vi sia da parte di qualcuno di questi parlamentari ucraini la voglia di, nei prossimi interventi che faranno in queste prossime riunioni internazionali, di spiegare alla comunità internazionale quello che sta succedendo nel loro paese, perché oggettivamente se si mette insieme tutto quanto è un quadro inquietante. Chiaro, hai detto delle cose molto importanti che hanno toccato anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, ricordando appunto che la Lega è stata l'unica fin dall'inizio, anche grazie a questa radio, signori, che accoglie voci assolutamente dissonanti rispetto a quelle che poi il governo ingloba in scelte, e abbiamo avuto molti dubbi su questo fronte. È chiaro che dall'altra parte ci sono quelli che dicono vabbè, allora ci arrendiamo al più forte, allora ammettiamo che il più forte deve assolutamente vincere. Alla fine Zelensky sta facendo il suo tour in giro per l'Europa chiedendo elemosina, armi, gli imbarazzi e le divisioni nel sostegno all'Ucraina, scrive oggi nella nota Massimo Franco sul Corriere, e tant'è, ma in Italia Zelensky non è arrivato, e anche questo forse era un segnale che la Lega si è fatta sentire su questo fronte. A cosa è servito? Forse a mettere certo qualche dubbio se è il caso di andare avanti, ma alla fine si è deciso, e adesso sappiamo bisogna anche comprare le armi dall'America per fare felice Trump e tante cosettine che i nostri ascoltatori dicono. Ma speriamo Alessandro, so che devi andare, per cui ti faccio un'altra domanda veloce Sì. su un'altra cosa che ci riguarda. Sul fronte Ecofin, cosa sta succedendo? L'Italia è pronta a lottare annunciando il veto se non ci saranno cambiamenti radicali? Che cosa si potrebbe decidere sulle nostre teste, Alessandro? Ma guarda, amici radioascoltatori e cittadini, questa situazione dell'Ecofin in realtà si incrocia e si interseca con la situazione ucraina, perché che cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'Europa, Bruxelles, vorrebbe mettere queste nuove tasse sull'energia, quindi stiamo parlando principalmente di gas per l'Italia, poi anche di carbone, però stiamo parlando di gas per l'Italia. Ma come spesso succede, l'Unione Europea quando prende una decisione o quando c'è una idea, intanto di solito non è mai a vantaggio dell'Italia, non è mai a vantaggio dei popoli d'Europa, e questo dovremmo anche chiederci il perché, ma al mutare delle situazioni intorno all'Unione Europea non cambia posizione, non cambia idea, ma rimane radicato, rimane fisso su quella situazione. Fatto sta che questa ipotesi di questa tassa europea, di questa nuova tassa sull'energia, arriva da prima dell'inizio dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, quando l'energia costava molto meno. Quindi Bruxelles non ha avuto la capacità di modificare questa impostazione in base a quelle che sono le reali situazioni sul campo in Italia, in Europa e negli altri stati dell'Europa. Tant'è che dal punto di vista italiano, ma anche dal punto di vista di altri paesi europei, ma noi col ministro Giorgetti abbiamo la posizione assolutamente più radicale verso un no più assoluto, o perlomeno per un punto di caduta che sia molto in linea con un qualche cosa che vada a ridurre tantissimo questa nuova tassa europea.
insomma qualcosa che sia praticamente impercettibile come impatto per i nostri cittadini e per le nostre imprese, e già siamo riusciti a bloccare allo scorso Ecofin questo momento, cioè il momento in cui doveva entrare in vigore, comunque doveva passare dentro quel vertice internazionale per poi fare gli altri step. E la posizione di Giorgetti qual è stata? La posizione di Giorgetti è stata: cari signori della Commissione europea, cari amici degli altri stati membri, l'Italia non ci sta, cioè o questa cosa la rivediamo, ma la rivediamo totalmente, e che non abbia un impatto reale, che non abbia un impatto vero sulla nostra popolazione, sulle nostre imprese, oppure assolutamente l'Italia nel prossimo Ecofin è disposta e pronta a mettere il veto, che è un atto politico forte all'interno dell'Unione Europea, e che ci ricorda ancora una volta come all'interno dell'Unione Europea è impossibile ipotizzare un sistema di maggioranza relativa, nel senso che più del 50% ha una certa posizione, quella posizione diventa la posizione di tutta l'Europa. Quindi teniamoci stretto questa regola della maggioranza assoluta, perché è uno dei modi più potenti che abbiamo per fermare queste eurofollie che, se passassero, inciderebbero fortemente sulla nostra popolazione e sulle nostre imprese. Quindi io non posso far altro che associarmi all'idea del ministro Giorgetti, associarmi all'idea del MES italiano, del governo italiano, o questa cosa viene rivista totalmente, ma a tal punto che non deve assolutamente impattare il nostro sistema produttivo e i nostri cittadini, oppure l'Italia su questa cosa è pronta a mettere il veto, che vuol dire bloccare per tutta Europa questa tassa. E noi torneremo certamente sull'argomento, grazie al Presidente della Commissione Politiche UE, onorevole Alessandro Giglio Vigna. Grazie davvero, Alessandro. Grazie a voi, grazie a voi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Let the snake bite, let it crawl into your skin, let it eat you from within. It's alright, the bitterness is growing. You break into my house, I'll break into your house. Do it, I'll do it. If you twist the knife right, I will twist the knife left. Screw it, I'll screw it. I can hear strings that should be for me. I can see rings that should be for me. That should be for me. That should be for me. I count the ways that I love you every day. Like I count the days since I could recall your face. All the days don't get easier, the gaps just get bigger until I can almost bear thinking of you. On my deathbed, raise my eyes up to the Lord. I know you'll come just when I call. I stretch my hand out. It freezes in the air, there wasn't any better then. Now my house is your house, and it is a nice house. Screw it, screw it, screw it. I will twist my knife right, I will twist my knife left. Do it, I'll do it. I can hear
Let you be for me. Let you be for me. Let you be for me. I count the ways that I love you every day. Like I count the days since I could recall your face. All the days don't get easier to get. Just got me going to you like an old spell. Thinking of you. I love the way that I can't escape the pain. How it hangs around my heart like the letters in your name. All the days don't get easier to get. Just got me going to you. Ditemi se non vi prende questa canzone. Si chiamano The Last Dinner Party con Calm the Ways. Il debutto di una giovane band che sviluppa e matura una raccolta di storie legate tra loro dal concetto di un album come mito. Questo pezzo ricorda la vecchia musica anni 70-80, The Last Dinner Party con Calm the Ways, con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Siamo in rassegna stampa, ma si parla anche del più e del meno e magari anche di cosa regalare a Natale. E abbiamo ormai anche il regista Francesco me lo presenta così dicendo lo amiamo. Alberto Acerbis, ciao! Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici dal vostro Alberto Acerbis. Uso il vostro perché dopo quasi 20 anni posso permettermi di dire il vostro. Allora Sammy, ma che inglesone hai? Sai che è un inglese tu? Non me l'aspettavo da te, sei un inglese così. No, mi sono stupito anch'io, penso no, di ma essere... io difatti stavo dicendo, ma non è mio lui. E poi, no, invece sì, proprio te, complimenti. E invece l'Alberto... Adesso ti faccio una domanda in dialetto bresciano. Lo sapevo, adesso vedrai che mi chiede dell'olio, che cosa dice il nonno, eccetera. No, ma io però voglio la pronuncia perfetta, amico. No. Allora, lo faccio in due versioni. La prima versione è quella non ufficiale. Cosa diceva il nonno dell'olio e quando ero in frantoio, e te la faccio nella versione ufficiale. Che dizia il chi è il nonno dell'olio? Rispondimi. Aspetta che quanti secondi ho? L'olio bulbe sempre a galla, sempre a rimandarti a settembre, tra poco mai vai fermati a pitturare la prima, mentre pitturi la prima ti manterremo in seconda. Senti, cosa vuoi che ti dica? Mentre tu parli allora... io ti sto trasmettendo, quello che tu passi su Instagram, perché l'Alberto Acerbis c'è anche su Instagram e fa di quei filmati che dire che sono divertenti è poco. Vai nei tuoi campi, fai vedere, guarda, sta facendo vedere la pianta adesso come cresce il frutto, cioè no, ma insomma, sai cosa diceva mio nonno, oltre a dire quella cosa è molto importante: cuore allegro il cielo lo aiuta, e penso che qui siamo tutti d'accordo. Ascolta Sammy, io ho due notizie da dare. La prima non è tanto bella, me ne dispiaccio, ringraziando. Le confezioni di Natale noi ne abbiamo ancora, sono a numero chiuso come abbiamo detto più di una volta, perché le confezioni natalizie Acerbis non si trovano nei negozi, nelle botteghe, non è quella cosa che tu a Natale paghi 80 euro, Santo Stefano se va a prendere le batterie per il telecomando ti regalano, no, parliamo di un'altra cosa. Quindi se volete prenotare le confezioni di Natale, che vedete anche su internet, su olioacerbis.com, fatelo, perché noi dobbiamo, l'olio chiaramente è quello che adesso sta scendendo da frantoio, olio nuovo, e quindi noi dobbiamo portarvi sull'uscio di casa e farvi fare bella figura lavorando in maniera perfetta. Noi siamo molto precisi in questa cosa. C'è una confezione che sta avendo un successo straordinario, poi ti lascio la bella informazione, che si chiama Attenti Evento. L'evento è quasi finita, non ne abbiamo quasi più, quindi se volete la confezione evento, che contiene in un bauletto straordinario, veramente molto bello, con scritto Acerbis un pensiero per te,
quindi già lì. Voi aprite questo bauletto grande, importante, trovate la poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Poi trovate, per un regalo importante, una lattina da 3 litri del nostro olio primo novello etichetta nera. Andate a vedere cosa costa una bottiglia da 75 di questo olio nuovo e lì sono 60 euro di olio, parliamo dell'olio qua del Garda. Poi avete dentro, attenti, avete tonno caravella rossa, pesto rosso, patè di olive, salsa per la bruschetta, cipolle rovatesi e avete anche una grandissima, sicuramente bella sorpresa. Questa qua costa il trasporto questa mattina, attenti, non lo pagate, non è 75 più le mie, le tue, le morto l'umbria, l'imballo, la carta, no, 75 euro e basta, ma questa qua è super conveniente, una latta da 3 litri del primo novello etichetta nera, insomma, olioacerbis.com il sito, oppure se volete questa mattina approfittarne, chiamando subito 030 68 40 408. Chiudo, Sammy, ricordando che i nostri prodotti non sono prodotti dozzinali, che quello che trovate all'interno è tutta roba certificata, di livello, su questo non si discute, fate bella figura e ricordo sempre che c'è una sorpresa per voi all'interno che non vi dico cos'è perché è troppo bella. 75 euro soltanto l'olio da solo lattina costa 60 euro. Fate voi, chiamate subito perché chi ha tempo non aspetti tempo, mio come raffaggio a lì che le morde fa col Pascarsello. Questa cosa non ve la dico, ve arrangiate, capitela voi. Vi voglio bene, ciao Sammy, vai, ripetimelo l'inglese se vuoi. Giovanile morde fam col Pascarsello. Va bene? Ci vogliono i sottotitoli. Grazie Alberto Acerbis, buon lavoro. Ragazzi, voglio bene. Ciao. Beh signori, per avere voglia di vivere ancora, visto l'argomento di questa mattina, direi che un colpo di telefono alla Acerbis io ce lo farei. Se chiamate adesso lo trovate lì davanti al telefono e vi risponde lui. 030 6840 408 68 40 408. Perché no? Per fare un bel regalino a Natale, per festeggiare una cosa che si chiama autonomia e fare un bello sberleffo al vicino di casa comunista che vorrebbe tutto quanto uguale, cioè dovremmo essere tutti quanti uguali alla Calabria, mentre invece sappiamo bene che se c'è un treno che traina tutta l'Italia, questo si chiama Nord con la T finale, Lombardia, Veneto, Piemonte, ma anche Emilia-Romagna, certamente. E allora diamo un po' di gas e cerchiamo di trainare meglio questo paese, perché no, anche facendo un regalo originale, regalando territorio per Natale. Io torno a pagina 23 del Corriere, signori, perché la Lega spinge, c'è il sì di Meloni, autonomia, le prime intese al nord. E il fatto che ci sia il sì di Meloni all'autonomia ha indispettito forse qualcuno? Assolutamente no. Cosa succede questa mattina a Venezia, nel pomeriggio a Milano, domani mattina a Torino e a seguire a Genova? I governatori delle 4 regioni di centrodestra sigleranno con Calderoli una preintesa finalizzata a concludere i negoziati già avviati sulle funzioni relative a protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Mostriamo, Francesco, questa sacra pagina 23 del quotidiano Il Corriere perché parla di noi. Già. Il coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Dopo la battuta d'arresto imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha richiesto di modificare in parte le modalità di intervento, è un piccolo passo avanti lungo una strada ancora piuttosto lunga. C'è chi ha chiesto di poter gestire 23 materie, lo ricordiamo. La firma però ha un chiaro valore politico. Da un lato, verso le regioni e in particolare nei confronti di quelle a trazione leghista come Veneto e Lombardia.
dall'altro per i rapporti interni alla coalizione di governo. Rispetto a chi ipotizzava resistenze da parte della Meloni, Salvini incassa un via libera da spendere già nelle urne ormai prossime. Stasera sarà il tema del comizio di chiusura a Padova, con tutti i leader, ve lo faremo sentire, e con lui soprattutto il presidente uscente Luca Zaia, che la battaglia sull'autonomia se l'è intestata da anni e che proprio domenica e lunedì è atteso da un test anche personale con la sua candidatura come capolista della Lega in tutte le province del Veneto. Ricordiamo, domenica e lunedì si vota per Regione Veneto, per Regione Campania, per Regione Puglia. Forse per questo il governatore è rimasto sorpreso dall'uscita del segretario che domenica ha parlato di una possibile candidatura per la Camera al posto di Alberto Stefani, nel timore di mandare un messaggio sbagliato a chi deve mettere il suo nome sulla scheda. Ma che vi frega, ragazzi, Zaia forever. Zaia la prima scelta in ogni provincia del Veneto, qualunque cosa faccia Zaia è Zaia. Salvini ieri ha precisato: a me interessa che Luca Zaia prenda tantissimi voti, la Lega prenda tantissimi voti e da martedì Alberto Stefani sia il presidente, e su questo non ci piove. Le opposizioni invece hanno preso male l'annuncio della firma delle preintese sull'autonomia. Il capogruppo del PD Boccia parla di forzatura di Calderoli. Forzatura! È da 20 anni che andiamo avanti, è una forzatura! Sì, e lo inserisce in uno scambio per cui Forza Italia si è portata a casa la riforma della giustizia, la Lega l'autonomia e Fratelli d'Italia si intesserà il premierato. Beh, erano sul tavolo del programma di governo. A Boccia, che scambio e scambio? Cioè, ci hanno eletto per questo. Il candidato presidente in campagna Roberto Fico, sempre da suo gozzettino e duro, un blitz sull'autonomia che evidenzia le intenzioni di questo governo che vuole indebolire il mezzogiorno, signori, già, perché siamo noi che tiriamo l'Italia e indeboliamo il mezzogiorno se cerchiamo di andare un po' più veloci. Le Lega, c'è scritto le Lega qua, le Lega impone a Meloni le preintese, la Lega, ci sono tanti altri che fanno le proprie leghe e che aiutano il PD, quello sì, caro Corriere, Cesare Zappero ogni tanto fa confusione. La Lega impone a Meloni le preintese, lo fa per prendere qualche voto in più in Veneto, come se ne avessimo bisogno. Una vergogna, uno schiaffo ai campani, dice qualcun altro. E mentre il sindaco di Milano Beppe Sala sostiene che un'autonomia così è fatta male, per il capogruppo di AVS al Senato Peppe De Cristofaro si tratta di una promessa elettorale irrealizzabile. In mezzo c'è il presidente forzista della Calabria Occhiuto, da sempre scettico sulla materia. Le preintese sono soltanto semplici accordi politici, a ricordare che la strada è ancora lunga e non in discesa. Va bene, noi comunque siamo pronti ad andare avanti. E voi? 340-6709-659, signori, non so se lo sapete, ma questa è l'unica rassegna stampa che vi dà la possibilità di dire la vostra, di commentare le notizie che vi leggo attraverso un semplice WhatsApp da inviare al 340-6709-659. Se non ce la faccio a leggerli questa mattina presto, li leggiamo dalle 11 a mezzogiorno, perché siamo di nuovo in onda. Io però ritorno a bomba sui quotidiani, perché vi dicevo oggi molto ricchi di argomenti che ci piacciono, li amiamo, e allora andiamo sul quotidiano Il Giornale. Anche qui gemelle fino alla morte. Mi sono arrivati moltissimi WhatsApp su questo argomento, quello del suicidio assistito. Un suicidio assistito insieme, quello delle gemelle Kessler, deciso da tempo, hanno fatto sognare il paese. Ma subito sotto parla il sacerdote e tanatologo Bormolini. Che cos'è il tanatologo? È quello che si intende di morte, signori, alegher. E dice però una cosa molto bella: la vita in coppia
porta pure a questo, ma non diventi un gesto romantico. Attenzione, qui parliamo di due gemelle, ma parliamo anche di moglie e marito. Quante volte è una frase che avrete sentito dire da qualche anziano: io senza di lui non riesco più a vivere. E lì a quel punto ci vuole un'iniezione di voglia di vivere da parte vostra, da parte di altri parenti, di amici, da parte di qualcosa che lo porti ancora, che la porti a voler andare avanti, nonostante tutto, nonostante il fatto che non ci sia più lui o lei, nonostante il fatto che ci siano tanti problemi, le malattie, gli acciacchi, il dolore, che comunque ti fa capire che questo non è più il tuo tempo, invece sì che lo è ancora, perché tu puoi tenere le tue cose, le tue manie, la tua voglia di fare quello che ti pare, puoi decidere di non usare internet, certo, e questo lo diciamo chiaramente. Infatti, per aiutare Radio Libertà c'è anche il conto corrente postale. Valvarine che pensa sempre ai soldi, andate in posta, non usate internet, conto corrente postale 37671294 e ci fate un versamento di qualunque entità. Cambiando argomento e tornando allegramente alla morte, la vita in simbiosi porta anche a questo, ma non facciamone un gesto romantico. Sentivo un clip, ho detto, ma non lo so, ogni tanto mi entra dentro qualche, sono le voci dei fantasmi. Il sacerdote tanatologo dice: non dare una lettura che porti emulazione. E qua, signori, mi fermo, perché a questo punto non abbiamo fatto assolutamente bene a parlarne, ma è quello che vi dicevo. Oggi tutti i quotidiani fanno uno spottone gigantesco e vedrete nei prossimi giorni la televisione perché ha fatto impressione la morte di queste due donne. E le persone che si amano hanno a volte un vincolo importante: se muore una, l'altra la segue spenta dalla tristezza. La capacità di vedere l'assoluto è l'unica che ci aiuta a superare la perdita fisica dell'altro. Nessuno può pensare di violare l'intimità inconoscibile dell'umano, e vale anche per le Kessler. Padre Bormolini è laureato alla Pontificia Università Gregoriana, ha conseguito la licenza in antropologia teologica, in dottorando in teologia spirituale, si occupa in special modo di accompagnamento spirituale dei morenti. Il tanatologo mostra una parola moderna per una disciplina antichissima, quella che cerca di accompagnare l'uomo verso una buona morte, verso un cosciente e sereno distacco dalla vita. E in questo percorso, pensate, ha accompagnato anche personaggi come Franco Battiato. Intervista da leggere? Sì, direi di sì, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90. Pagina 4 del quotidiano Il Giornale. Intenerivano e inquietavano il fascino eterno del doppio, ma per fortuna poi si cambia argomento e a pagina 10 il nuovo stop al ponte, con Salvini che dice chiariremo, la Corte dei Conti boccia un atto aggiuntivo, nessuna sorpresa, sono fiducioso, e subito sotto si sorride con il voto in Campania. Fico candidato nudo, ecco, ci mancava, sotto il gozzo niente, sì, è una battuta, non è nudo davvero, storia di un programma che non esiste. Il grillino non ha ancora scritto il progetto per la regione, non ha pubblicato alcuna cifra in merito a vaghe proposte, signori. Pelo e contropelo al candidato del centro-sinistra, Fico. Un altro dogma a sinistra: i condoni vanno bene solo se regolarizzano migranti e clandestini. Campania, Piantedosi difende la sanatoria edilizia e spiega quanti scempi in passato. Altro argomento, direi, importante. Sanatoria sì o sanatoria no? Quante volte ne abbiamo parlato di queste frequenze. E ancora, il governo accelera sull'autonomia, sì al tavolo con la Calabria. Il ministro Calderoli in 4 regioni del nord per firmare la preintesa, le riserve di Occhiuto. Se ne parla anche sul quotidiano Il Giornale, ma oggi veramente su tutti i giornali se ne parla. Lo scandalo vero
e a pagina 17 con quello che sta accadendo in Inghilterra. Gioielli sequestrati ai migranti e rimpatri più veloci e frequenti, il pugno duro spacca il Labour. Sconcerto a sinistra per le misure di Starmer sui richiedenti asilo e la destra festeggia. Insomma, ti sequestrano le cose per pagare il fatto che lo Stato che ti sta ospitando sta pagando di brutto. La fede nuziale non potrà essere sequestrata, ma altri gioielli e oggetti di valore come auto e bici elettriche sì, per pagare i costi dell'accoglienza temporanea, spiega il sottosegretario inglese Alex Norrie, scatenando un putiferio a Londra. La riforma del sistema di asilo, la più rivoluzionaria degli ultimi 40 anni nel Regno Unito, annunciata in aula dalla ministra Mahmood, titolare dell'Home Office, pakistana, manda in tilt Westminster e il partito laburista del primo ministro Starmer, a cui offre addirittura sostegno la leader dei Tories dell'opposizione, Badenoch. La presentazione in aula della riforma ha scatenato il caos tra i banchi del Parlamento britannico nel dibattito pubblico, con il governo di sinistra accusato di spietatezza da una parte dei suoi e l'opposizione che plaude alla nuova stretta voluta da una ministra figlia di un immigrato pakistano che ha definito un dovere morale la lotta all'immigrazione illegale ed elogiata dalla leader conservatrice Badenoch, figlia di immigrati nigeriani. Insomma, ne parlano poco gli altri giornali, ma oggi se ne parla e come sul quotidiano Il Giornale. Giro la pagina e importantissimo anche il quotidiano Il Tempo, che oltre al segreto di Pulcinelli che ha come apertura, ora è chiaro, la sinistra appoggia Fico ma nessuno lo vuole governatore, De Luca non si presenta all'ultimo comizio e Cirielli prova la spallata e adesso in campagna il campo largo rischia davvero di naufragare. Io però vado subito dentro perché all'interno si torna sull'argomento lanciato ormai da tempo sul Tempo, quello dei musulmani al voto. Parte da Roma, cresce e si organizza il primo partito islamista d'Italia. A Muro 27, nato nella capitale per promuovere le idee degli estremisti religiosi, si aggiungono altre sigle che con l'estrema sinistra puntano a superare Landini. Non c'è un solo partito islamico che sta nascendo in Italia, sono diverse le prove cui abbiamo assistito e in ultima istanza il Tempo ha scoperto l'esistenza di questo Muro 27 che sta per Musulmani per Roma 2027, dietro cui c'è Francesco Thieri, ingegnere convertito all'Islam, che aveva già tentato la strada della politica candidandosi alle primarie del centro-sinistra per la presidenza del quinto municipio nel 2021. Ragazzi, paginone oggi solo sul quotidiano Il Tempo che insiste dando l'allarme. Sta arrivando il partito islamico. A proposito di fan di Hamas, l'imam di Torino elogia i terroristi ed evoca le bombe. Si chiama Brahim Baia ed è la voce dell'Islam del nord Italia. Sinwar, simbolo della resistenza. Il mondo non dimentica gli eroi. Signori, solo sul quotidiano Il Tempo a pagina 5. Anche Il Tempo si occupa dell'opera bloccata, altro stop al ponte dello Stretto, niente visto alla convenzione, ma anche a pagina 14 del bonus elettrodomestici, prenotazione da oggi, sconto di 200 euro a chi compra prodotti ad alta efficienza. Che facciamo? Ce lo compriamo al frigorifero? Andiamo su Repubblica, sostegno e armi all'Ucraina, ecco il documento del Consiglio Supremo di Difesa, allarme per la minaccia ibrida russa e richiamo all'adesione al programma PURL, che è quello che ci fa comprare le armi per l'Ucraina. Il Consiglio di Difesa, pieno sostegno a Kiev, allarme droni russi. Guerra ibrida, report di Crosetto, così Mosca vuole destabilizzarci. E poi naturalmente le Kessler, il suicidio assistito per uscire di scena, la data scelta insieme. E l'intervista
A Uega Wetzel, portavoce della più antica associazione tedesca per i diritti civili, ora molti capiranno che non serve andare in Svizzera. Decisione presa da anni, le abbiamo aiutate a morire con un medico e l'avvocato. Sì, terribile il racconto, però certamente interessante. Cominciamo a capire come si può morire con un suicidio assistito. Gemelle inseparabili, noi in un'unica urna, quelle gambe al quadrato che portarono in Italia la rivoluzione dell'Eros. Ho amato Ellen lavorando, si sono liberate da una famiglia disastrata, scrive Orsini. Ma il riconoscimento di quello che sta accadendo anche a Londra, pagina 19. Migranti, siamo su Repubblica, stretta di Londra, confischerà gioielli e auto per pagare le spese di asilo. La svolta di Starmer, indietro nei sondaggi su Farage, i contribuenti britannici non possono sempre saldare il conto. Interessante? E direi. Ponte, arriva un nuovo stop, i timori di Salvini, resto fiducioso, ma soprattutto a pagina 21 di Repubblica, signori, godete con me, autonomia, blitz Lega, Calderoli firma 4 patti, il gelo di Forza Italia. Oggi le preintese in Veneto, a pochi giorni dal voto, poi in Lombardia, Piemonte e Liguria, la Premier si defila, occhiuto, rischio, equilibri, sì, si defila, ma ha detto sì. L'intervista a Gianni, signori, il governatore rieletto in Toscana, solo propaganda a fini elettorali, ma così creano regioni di serie A e B. L'appello all'esecutivo, confronto aperto e senza paletti sulle deleghe. Con me il governo non si è fatto sentire, se lo facesse chiederei di non tagliare la sanità e di finanziare le infrastrutture. Questo e d'altro sul quotidiano Repubblica, costretta a dedicare pagina 21 un bel paginone all'autonomia e a qualcosa di importante che sta veramente arrivando. Me ne vado dicendovi che la Stampa ha come titolo principale l'Europa cresce, l'Italia rallenta, dipende sempre da che punto di vista lo vedi, ma all'interno sulla scelta delle Kessler arriva il primo paginone, sarà seguito nei prossimi giorni da tutti gli altri giornali. A pagina 4, palude fine vita. 6 anni fa la Corte Costituzionale invitava il Parlamento a varare una legge, ma la discussione è ferma al Senato e ora si aspetta la sentenza della Consulta sul testo di fine vita approvato in Toscana. Torneremo sull'argomento certamente più tardi, dalle 11 a mezzogiorno sono di nuovo in onda, accetterò le vostre telefonate, ma soprattutto leggerò i vostri tantissimi WhatsApp, e ve ne ringrazio, al 340 67 09 659. Grazie a Francesco e a più tardi.